con la carica di Thunder degli Assisi Futsal Cornedo, Polisportiva Bisciola, una poltrona per due. Chi vince va in finale e troverà domani alle 16:30 qui alla Belbote Arena l'Antenore. Sport Padova, Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV, dei highlights di Roplotz. Benvenuti alla Belbote Arena per questa seconda semifinale Under 17, in palio il titolo regionale del Veneto con i talenti di oggi che vogliono essere protagonisti anche domani. Gara che sarà diretta al signor Jacopo Albertini di Padova, coadiuvato da Alessandro Suriano di Padova, i due capitani a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio. Andiamo con le formazioni. Futsal Cornedo, mister Alberto Pedoraro, scarica con il numero 1 Cimolin, con il 2 Faccin, con il 3 Cozza, con il 4 Savoiani, con il 5 Soldà, con il 6 Narciso, 8 Pretto, con il 9 Amoroso, con il 10 Dal Petto, 11 Fornasa, 12 Rossato, con il 19 Lenzi, il Bisciola di mister Diego Visentini, 10 dodicesimi, tricolori lo scorso anno con l'Under 15, schiera con il 3 Pistoresi, con il 5 Checchin, con il 7 Scaramuta, con l'8 Bettiolo, con il 9 Topan, con il 10 capitano Alessandro Ciong, con l'11 Tavella, 12 Semenzato, con il 16 Dalio, 17 Manente, 22 Boscolo, chiude con il 33 Cataruzzo. In palio una semifinale regionale, in palio l'ultimo atto di domani pomeriggio, frastuono qui alla Belbote Arena con tanti tifosi arrivati da Cornedo, tanti arrivati dalle vicine Mestre. Prima però del fischio d'inizio andremo ad osservare un minuto di silenzio per commemorare le due vittime dell'alluvione che ha colpito nella serata di ieri la Valle del Lagno con tanti disastri. Le forti precipitazioni di ieri hanno inghiottito un papà con il figlio che dovevano dare manforte negli aiuti nella vallata del Lagno, colpita da una pioggia davvero disastrosa. Un forte abbraccio a tutti gli amici della vallata del Lagno. Pronto il Futsal Cornedo con il piccolo lupo Nicola Amoroso, pronto a dare il via a questi primi 30 minuti. Si parte ovviamente dallo 0-0 con il Cornedo arrivato qui dopo il pareggio con qualche brivido contro il Petrarca Padova sabato scorso in casa. Passaggio in turno in virtù della miglior posizione in classifica, vittoria invece 3-1 con la Cam Treviso per il Bisciola. Pronto signor Albertin a dare il via e arriva in questo momento con Pippega che ha subito dotato un pallone, rilancio lungo per il numero 6 Narciso, uno dei miglior marcatori, 47 gol per Amoroso, 34 per Narciso, l'aperto posto te Ciong che ha segnato gli stessi gol di Amoroso, 47, intanto recupera subito il pallone per qualche istante, proprio Topan Semmi che un altro che di gol ne ha fatti un bel po', 18, due squadre che hanno segnato e difeso molto bene nei rispettivi gironi. Palla intanto per Narciso, il tiro, la risposta. Facciamo pace con una birra, nessun problema, facciamo pace con una birra. Ci sono i tifosi dei Cornedo qui già scatenati con il primo tentativo di Narciso. La palla intanto cercata di prolungare ma Manente ci mette un piede. Subito un avvio prepotente, sentite anche sottofondo il rumore assordante dei tamburi. Chissà che al posto della birra possa arrivare anche il moment più tardi ad alleggerire le nostre menti, le nostre teste, ma andiamo a raccontarvi nuovamente con Narciso che cerca di prolungare il pallone per Amoroso che la tocca senza però riuscire a indirizzarlo verso il numero 4 Savoiani. Ciong intanto il capitano, uno dei tanti vittoriosi dello scudetto scorso anno dell'Under 15, l'Under 15 la scorsa settimana invece ha perso il trono regionale. Lo ha portato a casa la formazione dei mister Davide Mostro Campagner che ha guidato l'Under 15 mentre felice. Qui intanto Savoiani dietro per Narciso che spara lontano, c'è il tocco di Topan, può ripartire comunque il Cornedo sulla corsia laterale, si sbracciano due palle per Amoroso
marcato a vista da Manente, si porta il pallone fuori Amoroso, rimessa laterale dunque per il Bissuola. Un Bissuola che canta a gran voce con i tifosi, vedo anche un giullare, un tifoso, papà, genitore del Bissuola, nato da Diego Visentini, uno che i giovani li conosce molto bene, lui che li ha guidati lo scorso anno alla conquista tricolore, appunto l'Under 15, ma questa è l'Under 17, uno scalino più avanti, si sale d'età e si iniziano a vedere anche giocate migliori, ma la qualità quando si parla di top del futsal veneto è davvero importante. Intanto giro palla di Narciso per Amoroso, lo scambio con Savoiani, ancora da Narciso, si fa vedere il numero 10 dal pezzo che tocca il pallone, cerca di prolungarlo, ci riesce per Narciso che poi gira dalla parte opposta verso Amoroso, arriva però tra le mani di Samuele Cataruzzo, il pallone, il portiere che difende i pali del Bissuola, un Bissuola che cerca di ripartire. Chong intanto muove palla permanente, ottimo lo scambio con Chong, ancora permanente, il pallone in mezzo, salvato dall'ultimo, poi la risposta di Savoiani in contropiede che poteva ripartire dal Cornedo, pericolosissimo qui il Bissuola. Amoroso, c'è dalla parte opposta, Amoroso punta, Amoroso! Il piccolo lupo l'ha subito combinata, chiede calma però ai suoi tifosi, va a pettinarsi e c'è il vantaggio di Nicola Amoroso che elude l'intervento della difesa del Bissuola, lo rivediamo, salta un giocatore, il numero 9 Topan, poi salta anche il portiere, nulla può nel tentativo di recuperare il pallone difensore. Avanti il Cornedo dopo appena 4 minuti, ma è lunghissima, manca un'eternità, è appena iniziata la sfida, una sfida che ha già regalato emozioni con salvataggio con Cimolin graziato poc'anzi e poi nella ripartenza il vantaggio firmato dal bomber Amoroso che segna il gol numero 48 in stagione, non ha segnato nella sfida con Petrarca finita 4-4, appunto pietra di Soldà e reti per Narciso e Lenzi. Vedo il Chong, un autorete invece nel successo per 3-1, intanto Chong il tentativo dalla distanza, poi il pallone che carambola sulla coscia di un compagno, nella fattispecie il numero 3 Pistoresi che assieme a Cataruzzo sono gli unici 2 dei 12 di Mister Visentini a non aver partecipato alla spedizione tricolore dello scorso anno. Fa subito alzare un suo giocatore, Mister Alberto Pegoraro, da qualche anno sulla panca delle giovanili del Cornedo con ottimi risultati. Qui intanto bene Savoiani a domesticare il pallone dietro per Amoroso che lo prolunga avanti, troppo anche per dal pezzo che ringrazia, poi ripartire Cataruzzo per Chong che scambia con Pistorese, poi lo scambio con il 10, recupera palla dal pezzo che fa sportellati in mezzo al campo e Savoiani ha ottima l'apertura con Scaramuzza che di testa toglie un pallone perfetto all'indirizzo di Nicola Amoroso. Rivediamo qua il pallonetto lungo di Pipega Savoiani che ha festeggiato l'altra sera con il cucciolo test a casa. Finito Amoroso va sul fondo, il pallone che resta ancora vivo, palla per Cataruzzo. Salutiamo allora Perish, Test, Junior, Oba e Pato che stanno guardando da casa il loro amico Pipega Savoiani, ma è Bissuola che avanza con Pistoresi, lo scambio, capisce tutto quanto Narciso, fa sfilare fuori il pallone, intanto il primo cambio fuori Amoroso, entra con la maglia numero 19 Antonio Lenzi. Buona prova, buon apporto anche il suo in fase d'attacco, 17 i gol segnati in campionato, uno l'ha segnato anche nel 4-4 con il Petrarca Padova, questa volta l'ultimo a toccare è stato proprio Lenzi, ha visto bene il signor Albertini di Padova, dunque laterale per il Bissuola con Mister Visentin che lì al suo fianco Nicola Paglianti, altro tecnico che di giovani ne ha visti tanti crescere in ottimo modo, ricordiamo le tante vittorie qui in tensione, intanto ha rischiato Cimolin, poi ha portato bene il pallone che esce fuori dal campo, non riesce ad arrivarci sulla sfera Chong. Stiamo parlando di Nicola Paglianti che ha allenato per tanti anni i giovanili della Fenice ancora prima della fusione con il Città di Mestre lo scorso anno, poi dopo tanti anni di giovanili l'idea di provarci anche con le prime squadre con ottimi risultati. Un Bissuola che la prossima settimana contro il Verona giocherà il primo turno dei playoff.
il girone mica detto. Palla di Savoiani intanto per Lenzi, recupera ancora il Cornedo, oggi in maglia bianca, sotto Bisciola maglia blu e bordature numeri gialli. Chong intanto a destra per Manente, giro palla verso Topan, ferma tutto quanto Savoiani che fa buona guardia in difesa. Pistoresi intanto servito da Cataruzzo, Pistoresi dietro verso Chong, cammina la formazione di mister Visentini che cerca la profondità ma non è buono il tentativo di passaggio di Manente, dunque laterale per il futsal Cornedo che può perdere qualche secondo di tempo anche per Vittietà, quando è pronto Cristian Soldano a entrare in campo probabilmente al posto di Savoiani. Palla lunga per il numero 19 Lenzi che non riesce a tenere in campo il pallone, intanto entra Bettiolo al posto di Pistoresi, dunque cambio anche nel quintetto di partenza adoperato da mister Visentini. Chong intanto, Chong va via sulla corsia laterale, va via veloce, Chong fermato all'ultimo, non ha la possibilità di ripartire per il Cornedo con Narciso fermato nel cubo di Chong, ma tocca un pallone con fortuna il numero 6 Lu Amaranto e lo riconquista in possesso per i suoi, poi l'errore di Dal Pezzo che non riesce a tenere il pallone entro le linee nere che limitano la Belbotea e il laterale a ripartire del Bisciola, 8 sul cronometro, Cornedo avanti 1-0 con il sigillo di Nicola Amoroso. Chong intanto, giro palla verso Manente, Chong alla testa del centrocampo, l'errore qui Bisciola che non deve commettere questi errori, tanto fuori Savoiani, entra appunto Soldano, l'avevo detto poco fa, cambio annunciato con mister Pegoraro che fa ruotare tutti gli effettivi, oggi farà meno anche di Vigolo tra l'altro, qui dato ottimo il recupero di Chong che si distende bene, un 3 contro 2 per il Bisciola. Chong si accentra, Chong fermato da Dal Petto, poi ripartire il contropiede del Cornedo, Dal Petto a sua volta fermato, il pallone che resta lì, poi è recuperato ancora dal Bisciola, un po' di confusione con le squadre che già si sono allungate ed aperte molto. Topan rallenta i ritmi dando palla dietro per Bettiolo che tocca il suo primo pallone di questa semifinale, va sul fondo Bettiolo, mette in mezzo un pallone, non ci riesce, c'è la deviazione di Antonio Lenzi, dunque il corner per la formazione veneziana, c'è dietro per Chong, Manente sfida a destra il pallone, poi il tiro di Manente che va a sbattere su Dal Pezzo, dunque laterale nella metacampo del Cornedo per il Bisciola già battuto. Bisciola che riparte dietro ora a sinistra con Chong, Pegoraro c'è lì vicino anche Sacchiaro a controllare il vice allenatore del Cornedo qui ancora in fallo laterale, l'ultimo tocco è del numero 5 Cristian Soldà, intanto entra Capitan Pretto per il scampo di gara per il capitano, si è perso intanto un pallone pronto a rientrare anche Nicola Amoroso nel quartetto di movimento con Damiano Cimolin attento tra i pali, palla dietro verso Manente, lo scambio non arrivato, protegge Manente, poi Cataruzzo è costretto a calciare lontano il pallone, non è soddisfatto mister Visentini che comunque rimane tranquillo in piedi, fatica nel ripartire la sua squadra che ha avuto comunque un paio di occasioni, paga però sul gol firmato da Nicola Amoroso lo svantaggio iniziale. Nando Chong, 10 minuti andati intanto, primo tempo, recupera ancora il Cornedo con Amoroso che si intestardisce lì in mezzo a due giocatori ma si prende un fallo laterale, nulla poteva di più che non questo laterale che proprio lui stesso va a battere dietro per Soldà che fa girare palla verso il capitano Pretto, ancora verso Soldà, Pretto cerca di ripartire di testa, alleggerisce però tra le mani di Cataruzzo il numero 19 Antonio Lenzi, Manente allora può ripartire in Bisciola, può cercare di ridistendersi la formazione di mister Visentini, alla sinistra per Chong, cerca di andare per l'orizzontale il Bisciola, Chong non si fa intimorire però Pretto che accompagna il capitano e collega avversario fuori da campo, dunque potrà ripartire il Cornedo proprio con Pretto dietro per Soldà, si muove Amoroso che riceve il pallone, Amoroso lo prolunga verticale verso Pretto, pressato Pretto, scarica ancora per Amoroso che porta avanti il pallone, ottimo l'inserimento di Lenzi che viene fermato da Manente in fallo laterale, pronto Giorgio Moscolo ad entrare
nel gioco del Bissuola con il Tornado e Cristian Soldà che fa ripartire il gioco. Soldà viene fatto ripetere il laterale, il direttore di gara aveva indicato il numero 5 Blu Amaranto dove battere questo laterale, il 5 non l'ho ascoltato, dunque capovolto, l'out già battuto, ecco Bosco che tocca il pallone dietro permanente che lo fa sfilare a sinistra verso Bettiolo, ancora lo scambio con il 17, Bettiolo prolunga avanti, Amoroso di testa per Capitan Pretto che da dietro comodo verso Soldà, si era mosso Amoroso, Pretto lo ha visto, Soldà lo ha visto soltanto alla fine, non è riuscito a servirgli il pallone, qui ottimo il tentativo di Capitan Pretto, toccata poi la sfera in fallo laterale, dunque laterale per un Cornedo che torna ad affacciarsi nella metà campo avversaria, avanti 1-0 al 13° minuto, ma è ancora lunghissima questa sfida, palla avanti per Lenzi, si strattonano la maglia, Lenzi che intanto va a rifiatare, entra in campo Dal Pezzo con la maglia numero 10, Francesco Dal Pezzo, 19 gol per lui in questo campionato, girone A. Dal Pezzo sul fondo, in mezzo un pallone in difesa, il Bissuola evita che la palla arrivi sui piedi di Cristian Soldà che era solo in area, pericolo allora per la porta di Cataruzzo, scodelato per Amoroso, il tiro, ancora una deviazione, il pallone che resta vivo e lo prende con le mani in area Cataruzzo e fa ripartire a destra per Boscolo, lo scambio con Bettiolo che alza la testa in campo, mi sembra di vedere anche Chechin, proprio Chechin voleva il pallone che Manente non è riuscito a indirizzarli, rivediamo intanto qui il tiro al volo con la deviazione importante, intanto esordio quest'oggi anche per Tavella, Gianluca Tavella, altro tricolore under 15, 6 gol in questa prima stagione di under 17, proprio lui a passeggiare con Bettiolo che ora riceve il pallone in centro campo, Boscolo sulla sinistra, torna ancora dietro del numero 8 Bettiolo che fa sfilare avanti per il numero 5 Chechin che rischia di perdere il pallone, lo mette in fallo laterale l'altro numero 5, quello del Cornedo, Cristian Soldà. Bevi intanto sorso d'acqua, Amoroso si disseta, pronto il compagno di squadra Sarvini, la bottiglietta a bordo campo, numero 9 Amaranto, lo stesso numero di papà Fabrizio Amoroso qui in tribuna ad assistere alla gara del figlio, lui che difende quello della prima squadra, intanto pronto a rientrare in campo il Pega Savoiani dalla Repubblica di San Zeno in Arzignano. Cimolin, il lancio troppo comodo tra le mani però del collega Samuele Cataruzzo, qui bravo a frapporsi sulla linea di tentativo di passaggio Dal Pezzo, a negare il Bissuola la profondità con Boscolo che batte il laterale avanti per Bettiolo, si sbraccia, lotta con il numero 8 il Cornedo Pretto, un'occhiataccia tra i due, laterale comunque per il Bissuola con il tentativo, lo schema che non va a buon fine, Boscolo comunque resta lì, viene invitato ad entrare intanto Savoiani che riprende il posto di Soldà, un Cornedo però che ora deve fare attenzione sul Bissuola, la domestica Tavella, la palla non riesce ad arrivare a Topan, dunque si ripartirà con una rimessa del fondo per Damiano Cimolin, lungo per Amoroso con il tacco, voleva un invito per Dal Pezzo che si era però portato avanti, palla arriva ancora tra le mani di Cimolin che scarica adesso verso il Capitan Pretto che prolunga avanti, la palla arriva a Dal Pezzo però recuperato da Boscolo, ancora Dal Pezzo, cerca di andare sul fondo, non c'è deviazione, rimessa laterale per il Blu Amaranto di mister Pecoraro, avanti 1-0 al 16° minuto di questo secondo tempo. Un attimo il gioco, il direttore di gara per permettere a Cataruzzo di legarsi gli scarpini, intanto entra anche Luca Scaramuzza, si può partire dopo il fischio del signor Alessandro Suriano, coppia arbitrale Patavina, come Patavina è la prima finalista all'Adriano Sport Padova che ha battuto nella prima sfida la formazione della marca Futsal Montebelluna.
gran partita decisa nei minuti finali, dopo grande equilibrio, la Marca l'ha recuperata più volte, poi un finale con l'Anteno che ha avuto la voglia, la grinta e il cinismo giusto. Palla intanto imbucata per Savoiani, il pallone che resta lì, si era fatto vedere bene Filippo Savoiani, recupera ancora però Del Pezzo, fermato all'ultimo da un intervento decisivo di Samuele Cataruzzo, lo rivediamo nel replay, un'uscita tempestiva perfetta di Cataruzzo che ha anche rischiato ma ha tolto il pallone dal piede del giocatore vicentino. Cornedo ancora avanti con Del Petto in mezzo, il pallone per Amoroso che si era aperto sullo schema d'attacco da palla inattiva della formazione Biomaranto, qui non tiene in campo il pallone Boscolo, altra ghiotta occasione per il Cornedo, è stato bravo lì ancora una volta Cataruzzo a capire le intenzioni avversarie, ad arpionare il pallone in area, può ripartire con Dal Pezzo il Cornedo, palla per Pretto che litiga con la sfera, riesce comunque a indirizzarla per Amoroso, fermato però nel momento di tentativo di girarsi da Pistoresi, rientrato anche lui in campo al 18° minuto. Pretto dietro per Savoiani, ultimo di movimento Filippo Savoiani, avanza ora Dal Pezzo, però si allunga troppo il pallone che viene direttamente tra le mani di Samuele Cataruzzo che gira subito con la nostra postazione davanti alla tribuna della Belbote Arena verso Topan. Pistoresi rischia, in anticipo esce Savoiani che però non recupera il pallone, Topan sul fondo, il pallone strozzato, arriva tra le mani di Cimolin che è costretto a lanciare via entro i 4 secondi di gioco, pronto ad entrare in campo nuovamente Alessandro Narciso e c'è intanto il time out chiesto da mister Visentini al minuto 19, un minuto di sospensione per il tecnico dei veneziani che vuole dare nuove linee guida, nuove idee ai propri ragazzi che sono sotto dopo il gol in apertura di Nicola Amoroso che ha firmato a livello di Under 17 il sigillo numero 48 di questa stagione, classe 2008, protagonista anche con l'Under 19 del Cornedo che ha vinto in extremis il suo girone, si è qualificata come prima per i playoff Under 19 nazionali che inizieranno domenica prossima. Intanto l'avviso con il primo fischio del signor Albertin di Padova, pronti a rientrare in campo al secondo fischio che arriva proprio in questo momento. Dunque tornano in campo le squadre quando stiamo per entrare nel 20° minuto di gioco, con il Cornedo avanti 1-0 e Antonio Lenzi pronto a tornare nel quartetto di movimento blu amaranto. Cataruzzo intanto per Pistoresi, scaramuzza Pistoresi ancora, va a sbattere Amoroso, si danno il 5-2, il pallone termina in fallo laterale, non alza il baricentro il Cornedo con i 3 giocatori Narciso, Del Pezzo e Amoroso che restano quasi all'altezza della linea di metà campo. Esce dai pali Cataruzzo a dar manforte ai suoi in attacco, poi ci ritorna Pistoresi, lo spazio per girarsi, Narciso gli chiude la strada in un primo momento, poi il tiro con la deviazione, anzi non c'è deviazione sotto porta, non c'è deviazione, dunque errore, lo rivediamo nel replay del numero 9 Semi Topan che non trova lo specchio della porta, aveva un angolo, un suo compagno, Topan non ha comunque protestato, probabilmente non c'era stato il tocco avversario. Intanto Chong con il collo petto mette in fallo laterale, non riesce a ripartire, Narciso dietro per Dal Pezzo, giro palla verso Amoroso guarda l'avversario, c'è Narciso che si fa vedere, recupera, riceve il pallone sulla nostra postazione, arretra ora Narciso, palla con Suola, poi mette in fallo laterale il numero 3 del Bissuola Pistoresi, pronto Amoroso a dare dietro per Savoiani, Dal Pezzo prolunga avanti per Narciso che con il corpo elude l'intervento avversario, poi Cataruzzo fa carambolare il pallone sul numero 6 Vicentino,
che mette in laterale, già battuto Chong, siamo già dalla parte opposta del campo, Chong cerca di andare sul fondo, proprio bravo Narciso a recuperare e a concentrare solo il fallo laterale, pronto Lenzi ad entrare al posto di Amoroso che gli ha detto alla prossima esco, stai pronto? Lenzi intanto movimento lì vicino al suo mister Roberto Pegoraro che gli ha dato le ultime indicazioni prima di rimettere piedi in campo, palla intanto che scivola sul secondo palo, recuperata però ancora dal Bissuola con il solito Chong che va a calciare, altro tiro strozzato con Cimoli che lo domestica, se lo porta dentro l'area e poi va a rilanciare lui con le mani, il Amoroso, pallone che però viene recuperato ancora dalla difesa del Bissuola, che bravo Savoiani a proteggerlo e a prendersi la rimessa laterale quando stiamo per entrare nel minuto 23 di gioco, tornando avanti 1-0, Savoiani, Narciso, bello il tocco per Narciso, palla per Savoiani, Cataruzzo, esce dai pali, rilancia lontano, si arrabbia Topan con il suo allenatore, probabilmente qualche compagno non ha giocato in modo efficace questa ripartenza del Cornedo che ha sfiorato un colpo dopo importante. Cimolini intanto, mentre i tifosi blu Amaranto fanno casino. Bravo Cataruzzo a respingere lontano il pallone, lo recupera comunque Del Pezzo che va sul fondo, Del Pezzo mette in mezzo un pallone alto, Cataruzzo però salta e lo arpiona e fa ripartire Chong sulla sinistra, costretto a fermarsi Chong perché bravo Narciso a chiudere lo specchio di un possibile passaggio. Pistoresi rischia Pistoresi ma è bravo a servire Tupan, poi va a terra ancora Pistoresi, la palla ancora in possesso del Bissuola con il numero 22 Boscolo che protegge la sfera, l'ultima a toccare però proprio lui, dunque rimessa laterale per la formazione blu Amaranto con Narciso che fa un gesto eloquente ai suoi di avanzare, vuole sparare via il pallone, lo fa però sulla testa di Chong, recupera Boscolo sulla destra, raddoppiato Boscolo fermato dal recupero di Lenzi, poi Boscolo quasi va ad abbracciare Del Pezzo, c'è la rimessa laterale, non c'è il fallo, intanto problemini per Savoiani che esce dal campo, rientra Soldà, posto uno scappino non ben sistemato, nessun problema per Savoiani, intanto c'è la mano, non è un fallo da cartellino, c'è comunque giustamente il fischio falloso contro il direttore di gara. Primo fallo del match al minuto 25, con il Cornedo avanti 1-0, un Cornedo che attacca ancora qui, portato a terra senza fallo secondo il direttore di gara, lo commette forse dopo Lenzi, recupera ancora palla il Cornedo, fa giocare il direttore di gara, Narciso si porta il pallone sul destro, ancora Del Pezzo a girare sulla sinistra, palla non precisa per Cristian Soldà, doppio cambio, rientrano Checchini e Manente per la squadra del Bissuola di mister Visentini, proprio Manente gira palla verso Boscolo che si accentra, Chong riceve la sfera davanti alla panchina di mister Pegoraro, Chong va sul fondo, mette il pallone in mezzo, bravissimo Amoroso a mettersi davanti al tiro, lo rivediamo, ha segnato un gol e ne ha salvato uno quasi probabile, c'era comunque sulla traiettoria anche Cimolin, Boscolo ancora per il Bissuola, Manente, Chong riceve il pallone, libero qua davanti alla nostra postazione, Chong va via con un'altra giocata, che giocatore Chong, che giocatore, non trova però lo specchio della porta, deve stare in piedi nella propria area tecnica mister Visentini, viene redarguito dal signor Jacopo Albertini di Padova. Pronto Chong a far ripartire subito dietro permanente, giro palla a destra verso Boscolo, lo scambio non è riuscito con Checchini, ancora Chong, possesso per il Bissuola, Chong guardato a vista da Narciso poi si allunga il pallone ma c'è comunque il colpo di Chong, un po' anche spinto ma non ha protestato. Grande sportività quella del 10 del Bissuola, altro giocatore che può essere inserito nell'otto dei 12-14 per il torneo delle regioni, palla scodinata tanto per Amoroso, ancora la sfera sulla spalla di Amoroso, arriva però dopo il tocco tra le mani di Cataruzzo, ha già fatto ripartire i suoi, meno di 4 minuti, 3:30 più l'eventuale recupero. Intanto recupera palla ancora il Cornedo per qualche istante soltanto perché Lenzi non si avvede di dove finisce la sfera che termina in fallo laterale.
un laterale che vedrà il Bisciola ripartire, palla per Boscolo, il movimento a sinistra da Chong avanza, palla sotto il piede, si accentra Chong, la fida su Narciso, si porta il pallone sul sinistro, però un po' sbilanciato, non riesce a concludere, regala di fatto il possesso, nuovo possesso alla formazione di mister Alberto Pegoraro, che ripartirà dalla linea nera del fallo laterale con Narciso, lo scambio per Amoroso che rilancia lungo verso Lenzi, recupera il pallone in Bisciola, il tiro di prima intenzione di Boscolo nuovamente tra le mani di Cimolin, e poi bravo Chechin a liberare in fallo laterale, evitare il possibile 1-to-1 tra Lenzi e Cataruzzo. Scodellato il pallone per il numero 5 Soldà, che come può mette in mezzo, poi spara lontano senza farsi tante domande. Chechin direttamente nelle mani di Cimolin, che apre a destra verso Narciso. Soldà preciso verso Lenzi che protegge bene il pallone, palla per Amoroso che non riesce a saltare, Manente che è bravo a portargli via il pallone, Manente va sul fondo, Manente e Cimolin esce quasi al limite dell'area, ci mette una gamba e mette in fallo laterale. Rivediamo l'azione. Ottimo qua l'intervento di Cimolin, forse c'era sì il tocco di Manente, non ravvisato, proprio Manente che invita Chechin, che si arrabbia con se stesso per non aver tenuto il pallone sotto la sua suola, e allora Cornedo che potrà ripartire con Cimolin nella sua area, rilancio lungo, l'anticipo di Manente a servire Chong, recupera però Narciso. Lenzi, lo scambio con Narciso, poi il pallone esce, laterale Bisciola, pronto ad entrare nuovamente in campo Boscolo, Boscolo in campo, ora esce, rientra il numero 8 Bettiolo. Fabio Bettiolo va a servire Chong, va sviato il passaggio, Lenzi però ha fretta di ripartire, attenzione, Bettiolo sulla corsia, si era liberato il numero 5 Chechin, bravo Soldà a metterci in corpo, resta comunque in fase d'attacco quando mancano pochi secondi prima di entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Cimolin vede Amoroso, serve invece dalla parte opposta per Narciso, che però ha un passo di troppo e non trattiene il pallone in campo, concedendo nuovo possesso alla formazione di mister Visentini. Chong sempre da sinistra, il capitano 10 del Bisciola, accentra il pallone per Bettiolo, un destro piazzato a rasoterra che non dà fastidio a Cimolin. Lo rivediamo con il replay su Sky Veneto TV e Roploz, grazie ad Andrea, a Matteo, Gianmarco. Intanto mette in fallo laterale Capitan Pretto. Bisciola con Manente a destra per Bettiolo, Chong sul destro, il pallone avanza, il 10 poi carica il sinistro che va a ribattere contro due difensori del Cornedo, ancora Bisciola, ancora Manente a destra per Bettiolo che vuole aprirsi lo spazio, fermato da Amoroso, poi bravo Bettiolo a recuperare sul tentativo di ripartenza del giovane lupo blu Amaranto. Intanto Pretto non preciso, si arrabbia un po' dal pezzo, regalato un possesso nel finale, forse ha chiamato il minuto di ritorno di gara più del pezzo, cade ma comunque tiene vivo il possesso dei suoi, e poi Bettiolo con troppa veemenza spara via il pallone, forse un minuto, non lo so, forse giocheremo per altri, anzi giocheranno mentre io ve la racconto e i miei amici lassù in tribuna ve la raccontano con le immagini. Questi ultimi 30 secondi, Amoroso intanto recupera ancora un pallone dal pezzo, lo scambio, palla per Amoroso, bravo, qui il numero 3 Pistoresi a chiudere lo spazio dal pezzo che stava per ricevere nuovamente il pallone da Amoroso. Chechin, Bettiolo fermato, il primo tocco è del numero 8 Bisciola, dunque rimessa laterale Cornedo, mentre abbiamo superato il primo minuto di recupero. Vediamo se il direttore di gara deciderà che è giunto il momento di mandare le squadre a riposo, ma forse giocheremo allora per un altro minutino. Palla lunga per Capitan Pretto, lo scambio per Amoroso si accentra, ha aspettato forse troppo per il tiro, Amoroso, il tiro praticamente da terra, palla fuori. Qui forse Nicola Amoroso doveva calciare subito sull'ottimo invito di Capitan Federico Pretto, ma dalla parte opposta con Bettiol
pallone che sfila via, c'è anche la deviazione di Cimolin, dunque fallo laterale, lo rivediamo, ma stiamo attenti a questo nuova ripartenza. Bisciola da una palla inattiva, palla però sprecata con un missile più aria che terra da parte di Boscolo, che non trova alcuna deviazione. Allora ultimi 10 secondi, penso più di 2 minuti di recupero non ce ne sia proprio bisogno, con il Cornedo che si avvicina ad andare al riposo, avanti per 1-0. Eccolo qua, arriva il giudice Pisco del signor Jacopo Albertini di Padova con il Cornedo, avanti 1-0, il gol del giovane lupo Nicola Amoroso. Tra 10 minuti torniamo qui live con la voce Sergio Testoni, immagini di Twitter Veneto TV e di Ropios per questa seconda semifinale. Chi vince domani alle 16:30 troverà l'Antennore Sport Padova. A dopo.
Eccoci nuovamente in diretta su Futsal Veneto TV, canale YouTube, per questo secondo tempo. Tornedo avanti 1-0 sul Bissuola. Chi vince domani alle 16:30 sfiderà per il titolo regionale l'Antennore Sport Padova, che ha battuto 6-4 nella prima gara della marca Futsal Montebelluna. Pronto il signor Albertin di Padova a dare il fischio d'avvio di questa ripresa. Ancora 30 minuti, una partita comunque equilibratissima, entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Tornando per raddoppiare il Bissuola, per pareggiare, ma un Bissuola che deve però fare di più, e vedremo dopo l'intervallo cosa avrà detto il mister Visentini. Qui intanto il passaggio non va a buon fine, ma recupera ancora palla, ora palla bravo del pezzo, la riconquista però il numero 9 Topan Manente. Giro palla, attenzione al Bissuola con Manente che va sul fondo, fermato da Amoroso, rimessa laterale per la squadra blu amaranto, oggi in completo bianco. In tribuna ovviamente c'è anche il nulla facente di Nicola Ciatti, mostro sacro della società vicentina. Attenzione, qui rilancio per Amoroso, la risposta è Amoroso, e poi il pallone che resta lì sull'errore di Samuele Cataruzzo. Doppia occasione per il Bomber, chiede scusa il portiere del Bissuola. Cosa stava combinando Cataruzzo? Poi bravo a riprendersi. Ancora Cornedo, un Cornedo colpito da piogge incessanti ieri. Abbiamo osservato il minuto di silenzio prima della sfida per ricordare, abbiamo guidato il replay con i due tentativi di Amoroso, la doppia perdita per la Valle dell'Agno, padre e figlio inghiottiti da una voragine a Ponte di Nori in quella di Valdagno. Pioggia eccezionale ieri sera. Ma ora torniamo a raccontarvi il futsal, quello giovanile, quello che conta, quello dei campioni di oggi che vogliono diventare protagonisti anche nel futuro, un futuro che domani mette in palio il titolo regionale e la prossima settimana porterà, l'abbiamo detto più volte in commento, i migliori 15, 17 e 19 alla torneo delle regioni in programma in Emilia Romagna. Palla prolungata per Amoroso che addomestica bene, si gira, scarica, riceve anche un tocco fortuito da parte del numero 17 Manente. Resta in piedi Amoroso, Cataruzzo intanto prolunga verso il numero 9 Topan, che non riesce però a domesticare il pallone. Allora la rimessa laterale torna ad essere in favore del Corredo con Alessandro Narciso pronto a rigiocare il pallone dietro per Cimolin. Poi un intervento importante per il portiere blu amaranto, lo scarico a sinistra per il libero del pezzo che rischia, va a terra Cimolin, si ritrova il pallone sotto il lato B, poi è bravo Cimolin a servire per Amoroso e viene fermato. Amoroso resta in piedi, Amoroso fermato in un secondo momento, lotta anche Savoiani, recupera palla con il numero 9 Topan che poi da dietro per Chong. Un po' di confusione in campo, ora cerca Manente a dare equilibrio e tranquillità. Qui il fallo di Savoiani, gamba alta, primo fallo di questa ripresa, lo rivediamo nel replay. Ha rischiato anche il cartellino giallo qui con un intervento in netto ritardo il numero 4 Filippo Savoiani. Punizione per la squadra del Bissuola, oggi squadra di casa, l'effetto del primo posto nel girone B, 61 punti relativo, 60 ne ha conquistato invece il Cornedo, secondo nel girone vinto dall'Antennore con 60 punti. Chong, il tiro, una cannonata che esce di poco a lato, rivediamo con il replay, preciso il tiro, uno squillo da parte del capitano Chong. Lenzi intanto è entrato nuovamente in campo, non va a buon fine il tentativo di scambio con Narciso. Allora Cataruzzo può ripartire da lasciare subito a destra il pallone per Pistoresi, recuperato da Del Pezzo, bravo qua Chong a far sportellati in mezzo al campo con Lenzi per riprendere il possesso per la formazione mestrina di mister Visentini. Chong prolunga permanente, però ci mette il corpo Narciso, concede soltanto il laterale. Intanto rientra Bettiolo al posto di Pistoresi, si fanno sentire i tifosi di sponda giallo-blu, quelli degli Snakes mestrini. Manente intanto il tiro, alla ribattuta ancora Bettiolo,
per il Bisciola che gira lato verso Chong che va a caricare il destro, poi sul sinistro il tiro, il gol, il pareggio del capitano Chong, uno schema tocco pivot e poi la bordata di Chong che aveva dato lo squillo in precedenza e adesso ha letteralmente azionato la modalità sveglia alla sua squadra. Qui rivediamo l'ottimo tocco di Sami Topan e poi Chong va a pareggiare il gol con Amoroso, 48 a testa. È però il 50° sigillo se aggiungiamo i 2 che ha segnato anche nel turno preliminare dei quarti di finale, però intanto era uscito, non c'è il fischio del direttore di gara che aveva comunque alzato il braccio teso a sinistra. Chong dietro permanente, dunque ristabilita la parità in avvio di questo secondo tempo, 2 gol arrivati nei primi minuti di gioco delle 2 frazioni. Si è un po' ammutolito il pubblico del Cornedo che comunque torna a far suonare, a rombare i propri tamburi. Intanto bravo Manente a recuperare il pallone, però bravissimo dal pezzo in scivolata a mettere in fallo laterale proprio davanti alla panchina dove mister Pecoraro dà indicazioni ai suoi giocatori per come difendere questa palla inattiva. Palla di Chong che alza il destro 1 metro sopra la traversa della porta, difesa da Cimolin, lo rivediamo. Proprio il numero 1 Blu Amaranto a ripartire il gioco, palla per Narciso, lo scambio con Dal Pezzo che non va a buon fine, Dal Pezzo comunque recupera ancora il pallone, lancia avanti per Narciso che viene fermato da Chong, Narciso si riprende il pallone, Lenzi fermato senza fallo, si lascia vedere Lenzi, poi bravo Savoiani a riprendere la sfera sulla corsia laterale di destra, va via Savoiani con un gioco di nuovo, Savoiani in mezzo, un pallone per Lenzi, troppo arretrato, ottima la giocata del 4 Blu Amaranto che si è bevuto mezza difesa sulla corsia laterale di destra, si è salvato però il Bissuola al 7° minuto, può ripartire da dietro con Manente, lo scambio troppo lungo per Boscolo, Cimolin comodo, avanti per Lenzi, si sbracciano Lenzi e il numero 17 Manenti, non c'è il fallo che voleva con gesto di stizza il numero 19 Antonio Lenzi e poi la difesa del Bissuola spara lontano, rientra Soldà per Savoiani, gran giocata quella del 4 cornedese poc'anzi, tanto pronto per il pezzo a rimettere dentro verso Narciso che torna dal 10 vicino del pezzo, prolunga avanti per Narciso, capisce tutto quanto Chong che poi mette in fallo laterale con il secondo tocco. Amoroso intanto chiede il cambio la prossima per Antonio Lenzi che gli alza il pollicione nel thumb-up come segno di ok, ho capito, resta comunque in campo Lenzi, palla per Soldà che mette proprio verso Lenzi, palla che arriva tra le mani di Samuele Cataruzzo, sicuro da continuare il pallone raso terra, Pistoresi a cambiare lato per Chechin, lo scambio per Chong, autore del gol del pari, Pistoresi, si accentra Pistoresi, viene fermato con un fallo, quasi all'altezza del dischetto del tiro libero sulla linea rossa che delimita il campo da pallavolo, lo abbiamo rivisto nel replay, fallo giustamente assegnato alla formazione del Bissuola che ora ha una punizione importante, rientra intanto Manente, rientra anche Chong per questa punizione, rincorsa lunga per il 17 Mestrino, Cimolin avanza quasi all'altezza della barriera, ora arretra, a stabilire la giusta distanza il direttore di gara, ricorsa corta per Chong, prova a toccare Chong, poi lo schema, palla che esce giù nulla lato sul tocco di Pistoresi, ma c'è stato deviazione? No, secondo il direttore di gara non c'è stato alcuna deviazione. Invitato a stare calmo Pistoresi dal signor Albertin di Padova che non ha visto alcuna deviazione. Pistoresi aveva invitato a rientrare in campo, nella propria metà campo, a prendersi la marcatura avversaria. Intanto alza il baricentro Cimolin che ora torna in porta, Amoroso, lo scambio impreciso per Narciso
che ringrazia comunque del tentativo il compagno, palla aperta a destra per Boscolo che la mette giù con il petto, una serie di finte di Boscolo, cerca di andare sul fondo, viene però guardato a vista, poi Cimolin ci mette una pezza e spara lontano Soldà, ci poteva arrivare Cimolin ma Soldà non ci ha pensato 2 volte a calciare lontano il pallone, tanto fuori di inchiodare Chong, rientra Vecchiolo al posto del capitano Mestrino, palla fuori, dunque laterale con Narciso che gioca dietro facile, se ne va intanto. Se ne vanno tanto i primi 10 minuti di questa ripresa, palla vacante, Amoroso la riconquista, la perde per qualche istante, la rimessa laterale, però ancora del Tornado, l'ultimo toccare un giocatore, il numero 3 Pistoresi, colorato dei colori del Bisciola, bel pezzo, un lob avanti del Pistoresi con il petto, protegge, poi è bravo a proteggere con il corpo del tentativo di marcatura avversaria doppia, intanto deviazione di Soldà. Si affaccia in attacco, rientra il capitano Prato al posto di Narciso, si riaffaccia in attacco e può dar fastidio alla squadra di mister Diego Visentini. Battuto l'out per Pistoresi che esce verso Boscolo, giro lato nella parte opposta, il tiro, deviazione in calcio d'angolo di capitan Federico Pretto, 12 gol per lui campionato, vogliono il gol i tifosi, vediamo se arriverà con Narciso che mette giù bene il pallone, Amoroso non riesce a portarglielo via, Cimolin lo prende il tempo e rilancia lungo per Amoroso, bravo però qui Pistoresi a prendere il tempo, a prendere il pallone, a fare ripartire il contropiede che viene però strozzato dal tentativo di difesa avversario, qui non si intendono Amoroso e Pretto, vale sul corsia laterale numero 8 Vecchiolo che va sul fondo, un pallone domesticato per le mani di Cimolin che può fare ripartire i suoi, c'è la possibilità di un contropiede non ravvisata però dal pezzo che va a scambiare con Pretto che viene spinto senza fallo da Chechin, resta lì con il possesso Chechin, Pretto poi va a scontrarsi, Amoroso cerca quasi di portare via il pallone, diciamo che dalla parte opposta però con il numero 22 Boscolo e Cimolin che dà calma all'azione dei suoi, senza fretta, rilancio lungo per Amoroso, troppo alto, chiede un passaggio basso, filtrante il numero 9 Blu Amaranto al compagno di squadra, rientra intanto Manente, ai prossimi sarà il cambio anche per Chechin, lo abbiamo visto, abbiamo visto mister Nicola Paglianti far segno al suo giocatore con la maglia numero 5 di star pronto ad uscire, qui intanto va sul fondo, non tiene però Vecchiolo in campo il pallone per i suoi, dunque il laterale questa volta è per il Tornado, un Tornado che riparte da dietro con Cimolin, palla lunga di Cimolin, fermato, deviazione, rimessa laterale in attacco per il Bisciola. Albertin invita Pecoraro a stare tranquillo, rientra intanto Topan per la formazione mestrina, si riparte, 13 sul cronometro, 17 più recupero alla fine, in caso di parità va direttamente ai calci di rigore, intanto vanno sportellate, tocca il pallone in laterale, l'out è per la squadra del Bisciola, c'è battuto dietro permanente, va a girare verso Vecchiolo, Vecchiolo va a puntare Pretto, gli mette il piede, la palla comunque carambola sul destro di Manente che invita Boscolo che va ancora da Manente e però Lenzi si mette la punta del piede e concede soltanto il fallo laterale, avrà già battuto in mezzo per Cimolin che vorrebbe ripartire veloce, non c'è il movimento, palla, l'anticipo di Manente su Lenzi, può tornare a disegnare una trama offensiva e allora la squadra di mister Visentini si alza intanto dalla panca, capitan Chong, un paio di minuti a rifiatare, palla lunga per Boscolo che va sul fondo, viene portato fuori da Amoroso che tocca il pallone, lo tiene vivo per la formazione Blu Amaranto che lotta lì sul fondo, poi è bravo a carambolare sul numero 9 Topan, il 5 tornedese Cristian Soldà, allora Cimolin per fare partire il gioco per Lenzi, un tocco di Manente direttamente alle parti di Cimolin che fa sfilare per Manzino, lo tiene vivo in campo, lo prende in mano, Roso Terra comodo per Lenzi che protegge sul tentativo
difensivo di Manente, che questa volta commette il fallo. È il primo fallo Bissuola. Viene già commesso il Cornedo, una partita si maschia ma comunque è corretta. Rivediamo nel replay qui insomma la trattenuta vistosa di Manente, che concede la prima punizione di questa ripresa al Cornedo di Alberto Pegoraro. Ricordiamo in panca Leonardo Sacchiaro, vice allenatore, e Nicola Cozza, dirigente accompagnatore. Già battuto intanto la punizione per Amoroso, il tocco per Lenzi che va a terra ma non subisce fallo. Bravo Manente a scippare il pallone Amoroso che se lo riprende, uno possibile 3 contro 2, Amoroso si accentra, lo scambio, palla per Amoroso che non viene fermato, se viene sul fondo Amoroso viene raddoppiato, viene portato praticamente a terra. La rimessa laterale è comunque per la formazione del Cornedo, un Amoroso che si è rialzato senza protestare, ha preso niente dal papà a parte la bravura tecnica. Intanto sono sfilati 4 secondi, quindi viene fatta ripetere la rimessa però a posizioni invertite, dunque toccherà il Bissuola. Questi sono errori che non si devono commettere, infatti non è proprio felice mister Pegoraro che richiama Amoroso in panca e rimette dentro Francesco Dal Pezzo. Il 10 di Amaranto che guarda a distanza Becchiolo, ma dall'altra parte opposta cerca di andare via Chong, fermato in scivolata in fallo laterale. Il numero 8 Federico Pretto, proprio Chong batte comodo per Toppa che gira dietro verso Manente che carica il destro, il pallone del carambola. Pretto cerca di andare via veloce, va a sbattere Pretto con un avversario, difende l'uscita del pallone Becchiolo, dunque ripartirà con la rimessa laterale il Bissuola, mentre arrivano i direttori di gara della prossima sfida, quella che vedrà in campo le prime 2 finaliste della Coppa di Serie D, con il trissino opposto al promo Chong, Manente, Becchiolo, il tiro respinto da Dal Pezzo, resta lì, fase d'attacco il Bissuola, 16:40 sul cronometro, 1-1. Vantaggio di Amoroso inizio primo tempo, il pareggio di Chong, inizio ripresa guidando un pallone che sfila, voleva una spinta a Toppan, pericolo importante per la difesa del Cornedo che si salva e può ripartire con Damiano Cimolin, palla in mano per cercare Blu Amaranto e vede il libero del Pezzo, ma è bravo con la testa Samuele Cattaruzzo a capire tra i due del pallone, a mettere in fallo laterale battuto per Lenzi. Lo scambio cercato ma non riuscito perché è impreciso il destro di Lenzi. Intanto Narciso invitato ad avanzare, si prende l'ultima marcatura proprio Cristian Soldà. Intanto presenti anche quelli dell'Atletico Pressana a visionare i giovani campioncini, altra scuola di talenti, quella dell'Atletico Pressana che è tornata in C2 dopo aver vinto il campionato di Girone D Padovano. Chong intanto l'ha giocato sul fondo, mette in mezzo un pallone, si rifugia in corner Cristian Soldà, si trova lì il pallone sotto il piede, procede il corner anche lo stesso Alessandro Chong, capitano dei Mestrini, va a battere per Toppan, il pallone che resta lì, ancora una deviazione, ora sta soffrendo la retroguardia del Cornedo, sembra avere maggior freschezza invece la fase offensiva della squadra di mister Visentini, che si prende un'altra deviazione e poi il pallone che resta lì di testa, la palla regalata a Chong sul sinistro e poi ancora bravissimo Narciso, errore in disimpegno, in affanno, entra intanto Savoiani, rivediamo qua nel replay il scivolato importante di Narciso, lo schema non è riuscito, proprio Narciso per qualche secondo si riprende il pallone, la palla che resta lì e poi sotto porta Giulio Becchiolo, l'alza di poco fuori, rivediamo, si è ritrovato lì il pallone, non poteva fare nulla, intanto si trattengono le mani con Lenzi e si tiene lì il pallone per sbattere sul doppio hot dog Manente Chong, non c'è però il fallo su Lenzi. E allora Bissuola che può ripartire, soltanto 2 gol, molti meno rispetto alla prima semifinale, ma grande intensità, e questa è una sfida di under 17, segno che, l'abbiamo già detto più volte, c'è grande qualità in molti di questi ragazzi, li sentiremo nominare in campionati anche più alti, tanto Cimolin
difende bene il primo palo, tocca, non riesce a tenere il pallone tra le mani, in corner con Bettiolo, pronto a giocare nuovamente il pallone. Manente, giro palla, intanto la palla resta lì con Bettiolo, sono arrivati anche intanto quelli del futsal Trissino, perché protesta, non ho capito per cosa, palla in fondo per Chong, il pallone in mezzo, mamma mia, palla fuori di un nulla di Sammy Topan, ma che giocata di Chong con Mister Pedoraro che chiama il time out, che giocata di Chong sul fondo, un pallone messo in mezzo, è arrivato lì Sammy Topan e ha toccato il pallone che è uscito di pochissimo a lato. Hanno utilizzato entrambi i minatori, mi pare il minuto, o forse no, non mi ricordo più, fatto sta che le squadre sono ancorate ad un 1-1 ricco comunque di emozioni. Chissà se a 9 minuti del termine vedremo le due squadre arrivare poi sul dischetto del calcio di rigore per decidere chi sarà la seconda finalista. Domani semifinale under 17 alle 16:30. Chi vince questa sfida troverà l'Antenore Sport Padova. E questo è soltanto il primo fischio, squadre che tornano in campo con il Cornedo che potrà ripartire con Cimolin, palla in mano di Cimolin, rilancio lungo sulla testa di Chong, un quasi flipper con un compagno che va a buon fine perché Manente può avanzare, intanto chiede il cambio Boscolo, alla prossima probabilmente uscirà proprio lui, riceve il pallone davanti alla sua panchina mentre c'è anche Nicola Vaglianti in piedi a dare indicazione ai ragazzi in panca, spalle alla porta, intanto palla per Chong, recupera Amoroso, può far prendere il contropiede Amoroso, il tocco per Narciso che non è preciso in ripartenza, il Cornedo poteva fare male, Amoroso non è riuscito a dare il giro giusto al pallone per Narciso e poi la difesa del Bisciola ha scaraventato lontano la sfera, di nuovo Chong alleggerisce di testa per Cataruzzo che gioca ancora per Chong, qualche errore di troppo, forse troppo freddo per Cataruzzo che chiede scusa e poi dialoga a distanza con il suo allenatore. Intanto laterale con Dal Pezzo pronto a giocare dietro per Savoiani, giro palla verso Narciso che torna nel lato opposto verso Dal Pezzo, il movimento di Amoroso, Dal Pezzo poi cercava di invitare Narciso, un tocco forse di mano non volontario di Chong sulla canambria, attenzione si fa vedere Manente, Boscolo però non gli passa il pallone, glielo passa in un secondo momento, il pallone fermato, resta ancora vivo e poi Savoiani calcia lontano alle spalle, rivediamo intanto qualche tentativo di Manente, fermato da Savoiani che ha anche rischiato di farsi male, il pallone che si è fermato sotto il suo piede. Amoroso con la testa recupera il pallone, poi lo regala però a Boscolo, non riesce ad indirizzarlo Dal Pezzo, spalla porta Manente va giù, palla però che arriva tra le mani di Damiano Cimolin che gioca a sinistra per Amoroso lo scambio verso Narciso che torna dietro, Dal Pezzo per Cimolin che prolunga verso Savoiani che non riesce a mantenere il pallone in campo, rientra intanto Chechin al posto di Topan che ha avuto una grande occasione anche in precedenza, qui intanto il tocco di Dal Pezzo in faro laterale, Bissuole allora che resta in fase d'attacco, Boscolo intanto, si fa vedere Manente di vicino, Boscolo, il tiro di Manente, una bordata che esce, non c'è deviazione, brivido per Cimolin, rivediamo, si era spostato una semibarriera, tiro fuori di poco.
palla per Narciso, era anche preciso il passaggio, non tiene in campo il 6 blu amaranto la sfera, mentre Cataruzzo litiga con gli standardi biancorossi, se la ride e poi fa ripartire il gioco dei suoi. Un Bisciola che ha ripreso il match con il capitano Chong, è rientrato in campo. Boscolo cercava proprio un compagno in avanti, Tekin per Boscolo, il pallone va sul fondo, c'è deviazione, l'ultimo tocco però di Boscolo, dunque rimessa a Cornedo con Narciso, gioca dietro per Savoiani, rilancia un pallone lungo per Amoroso protegge bene il pallone, Amoroso una selva di gambe, poi Manente alla meglio, recupera bene Savoiani da dietro, ancora un invito per Amoroso che si gira ma Chong ci mette il corpo, la stessa cosa la fa Savoiani e costringe il Bisciola a ripartire soltanto nella rimessa laterale. King, l'invito per Bettiolo, dal pezzo non riesce a tenerlo giù, poi mette in mezzo un pallone, un cross praticamente troppo alto, penso che neanche il cestista NBA ci sarebbe mai arrivato. Buona comunque l'idea, palla da avanti, il tocco di Dal Pezzo e Cataruzzo con la mano dice di no, rivediamo, si è ritrovato lì il pallone, non sapevamo se uscire, ha avuto anche un po' di fortuna ma allo stesso tempo bravura, intanto qua Amoroso va sul fondo, fermato in laterale, l'ultimo per toccare con il tacco probabilmente, anzi senza probabilmente, è stato proprio Amoroso perché il signor Albertin ha indicato la rimessa laterale per il Boscolo già battuta, Pistoresi per Chong, lo scambio ancora per Pistoresi che salta Amoroso, avanza Pistoresi, esce anche Savoiani che accompagna sul fondo Pistoresi, palla che termina oltre linea nera, il lancio lungo di Cimolin per Amoroso, poi esce benissimo Samuele Cataruzzo con le ginocchia, ha messo le mani dietro al corpo per non rischiare nessun cartellino, grande parata questa di Cataruzzo, e però vedo che è un po' qualche smorfia di dolore, sta venuto in campo, pronto Savoiani a rimettere in gioco il pallone, dietro per Amoroso, guarda il pallone Amoroso, riparte Pistoresi e Cimolin dice di no, Savoiani ancora per il Cornedo, calcia lontano il pallone che è a rischio sulla palla persa da Amoroso con Pistoresi, bravissimo Cimolin al limite dell'area, probabilmente con i gioielli, con parte dei gioielli, ha detto di no, parate importanti, meno di 3 minuti intanto, che ovviamente l'eventuale recupero. Chong sul fondo, pallone in mezzo, deviato in corner, resta lì allora il Bisciola, si difende con il coltello tra i denti il Cornedo, ricordiamo Cornedo che ha sofferto non poco nel turno dei quarti di finale, ha superato il Petrarca Padova soltanto per la miglior posizione in classifica termine della regular season, 4-4, la sfida è una sfida palpitante. Attenzione pallone in mezzo, ribattuto, cosa ha respinto la difesa di Amaranto, intanto c'era probabilmente una trattenuta ai danni di Amoroso non ravvisata, cosa ha sventato la difesa del Cornedo, Pistoresi intanto, la palla avanti per Soldà che non prende il pallone, va a lottare, c'è adesso il fallo, si arrabbia Amoroso che si prende anche il giallo, le proteste di Amoroso sono dementi ma c'era comunque un fallo ai suoi danni in precedenza, gli avevano tirato la maglia, poi il direttore del signor Jacopo Albertin non ne vuole sentire di proteste prolungate e ha combinato il cartellino giallo al 9 del Cornedo, autore del gol vicentino che è valso il momentaneo 1-0. Giallo intanto per Amoroso, il direttore di Albertin che lo comunica anche il collega Alessandro Suriano che fischia sulla corsia laterale opposta alla nostra tribuna. Un minuto, poco più di recupero e punizione, la terza per il Bisciola in questa ripresa, il fischio, lo schema per Chong che si libera però sbilanciato con il corpo all'indietro, mentre entriamo nell'ultimo minuto non riesce ad utilizzare un gran tiro, che intanto non riesce a mantenere il pallone in possesso Cornedo, Antonio Lenzi, allora riparte Cataruzzo, Pistoresi
Pistoresi punta Lenzi, poi scarica a sinistra per Chong, il capitano guarda il movimento di compagni, palla per Chechin che si gira su un fazzoletto, viene però fermato da Narciso. Laterale in attacco per il Bissuola con Pistoresi, palla che ora scotta il pallone che resta di poi, la risposta di Cimolin con la faccia, cosa ha parato Cimolin? Gioca ancora il Bissuola, viene però fermato il gioco, cosa ha parato Cimolin? Si è trovato nel momento giusto al posto giusto, ci ha messo la faccia, ha rischiato di perderci il naso, ma ha evitato un gol praticamente fatto al Bissuola. Che brividi in questo finale. Quando entriamo proprio in recupero perché scocca il 30°, vediamo il direttore darà 3 minuti di recupero, ancora 3 minuti, si gioca alla fine del 33°, intanto c'è il fischio falloso, arrivato, aveva guardato se poteva dare il vantaggio, intanto c'è il giallo anche per Chechin, anche lui per protesta perché il fallo lo aveva commesso il numero 8 Bettiolo. Dunque punizione per il Cornedo, 30 secondi andati anche in questo recupero, ancora 150 secondi con il Cornedo che ha la possibilità di ritrovarci, recupera palla per qualche istante dopo il tocco in avanti di Pistoresi che esce dal campo, rientra Manente a dar solidità alla retroguardia del Bissuola, ma Cattaruzzo spara avanti sulla testa di Dal Pezzo che recupera dopo un rimpallo. Del Pezzo va sul fondo Del Pezzo, sul fondo Del Pezzo, ci mette in mezzo un pallone che non va a buon fine, c'è comunque la deviazione, c'è il corner. Forse il pallone era già uscito, ma mi sembrava fosse stato Dal Pezzo ad aver toccato per ultimo il signor Albertin, però era sicuramente meglio posizionato rispetto alla postazione da cui vi stiamo raccontando con le immagini di tutta la TV. È proprio questa seconda semifinale. Chi vince domani trova l'Antena Sport Padova. Corner già battuto, Dal Pezzo in mezzo, un pallone con Cattaruzzo che lo prolunga lontano, rientra Savoiani. Narciso per Dal Pezzo, il destro, il tiro, deviazione, non c'è corner perché l'ultimo a toccare è stato Lenzi, forse con la schiena, rivediamo nel replay, sì no, con la testa è stato proprio Lenzi, quindi ha visto bene Albertin. Ultimo minuto, 32°, filato via, fermato Chong, l'ultimo fermato da Lenzi che gli toglie il pallone, chiede il time out il tecnico Paglianti, un time out per giocare lo schema di questo finale palpitante. Si allungherà poi fino al 34° sicuramente il gioco. Vediamo con il buon Nicola, nonostante abbia perso qualche chiletto rispetto a tanti anni fa, che toglie la visuale sullo schema che assieme a mister Visentini sta raccomandando ai suoi ragazzi. Dall'altra parte invece Pegoraro, anche lui con la lavagnetta, dà indicazione ai suoi tosi. Intanto termina anche il recupero, primo fischio e il secondo, torneranno in campo le squadre. C'è anche il Trissino che tifa per i giorni del Cornedo, il presidente ha gridato forza Cornedo assieme ai tifosi blu amaranto. Corner Cornedo, non vorrei mai essere in campo con i ragazzi per questo corner pericolosissimo. Andrà a battere Pistoresi, sono Chong e Topham con Manente fuori, il trio di giocatori di movimento. Ha dato un ulteriore minuto il signor Albertin, quindi ci sarà corner e anche tempo. Qui intanto chiedono l'utilizzo dello scoppettone per asciugare. Entra il buon Cesari con lo scoppettone, il buon Luca Cesari, dirigente del settore calcio 5 della FIGC del Veneto. Quando ripartirà il gioco
si giocherà per altri 60 secondi. Topan intanto come un fulmine entra dentro, palla permanente, tiro, gol! La decide Manente con un tiro praticamente da posizione defilata, all'ultimo respiro Manente la mette sull'angolino lontano, ci proverà fino all'ultimo con Lenzi portiere di movimento. Doccia gelatissima per mister Alberto Pegoraro per un Cornedo che non meriterebbe di perdere, ma questo è il calcio a 5, che Amoroso resta in piedi, non c'è il fallo, si torna ancora da Lenzi rischia la scivolata, il pallone è uscito, si continuerà a giocare, farà giocare per un'altra trentina di secondi, palla di Lenzi dietro, giro palla, Savoiani, ancora palla in mezzo, la palla sfila e poi dal petto si complica la vita, probabilmente l'ultima azione questa con Amoroso che avanza, Amoroso per Savoiani, giro palla che viene fermato dalla difesa del Bisciola e arriva il triplice fischio finale con il Bisciola che lo scorso anno ha trionfato con l'Under 15 e con la stessa squadra all'ultimo respiro si prende la finale dopo una bellissima ed equilibratissima, difficile anche dirlo, partita con un Futsal Cornedo che deve uscire ed uscirà tra gli applausi del pubblico amico e del pubblico avversario, perché questa è stata una grande pubblicità per il futsal. Ovviamente soltanto una squadra può gioire, soltanto una squadra può sorridere, ma complimenti a tutti quanti per lo spettacolo che ci avete regalato. Il fischio e il saluto in mezzo al campo con il Cornedo triste ovviamente per il gol nel finale, ma è stato un grandissimo Cornedo che merita gli applausi di tutto il pubblico. Stefano Testoni adesso va a farsi una grande birra perché ne ha bisogno, ringrazia Futsal Veneto TV e Roblox e vi dice che domani alle 16:30 la sfida per il titolo regionale Under 17 vedrà in campo Antenna Sopra Padova e Bisciola. Tra poco invece spazio alla Serie D. A dopo.